Palalido ha consegnato il momentaneo vantaggio per 5-4 a favore dei rossoblù. Oggi quindi all'Olof Palme è il match più importante dell'anno. Obiettivo comune: evitare la retrocessione. Buonasera da Udino Baggio per Rops con Vigoreal Valdagno. Tutto pronto al fischio dell'inizio con Gennarelli che sistema il pallone. Si comincia, è iniziata. Marchese controlla e punta l'area avversaria. Marchese aspetta un attimo, poi dall'altra parte trova Tommaso Meneghello. Appoggia ancora Marchese che di prima intenzione la mette sotto la traversa. 4 minuti scarsi, avanti il Vigoreal, il gol del suo bomber, il numero 9. Gennarelli, Valentin Pire indica un movimento al compagno, poi scatta incontro, alla fine un cambio di posizione tra Pire e Soldà. E proprio il numero 11 si coordina, cerca il secondo palo, aiutato anche dalla deviazione, trova il gol del pareggio il Valdagno. Meneghello, Mattia, la rincorsa del numero 8, fischiato direttore di gara. Meneghello! Torna in vantaggio il Vigoreal, il gol del suo capitano che sceglie la potenza. È un gol da incorniciare attraverso un highlights di Roploz in formato verticale. Ranieri per Antonello scatta in avanti, tocco morbido di Ranieri a cercare il numero 6 che poi non controlla, alla fine tiene la palla in area, da terra cerca, lo mancano 10 minuti e 16 secondi, il Vigoreal conduce per 2-1 e quindi momentaneamente sono 2 gol di vantaggio, mentre Meneghello ci prova sul lato di sinistra, palla che termina ancora il numero 10, puntare Fami. Meneghello si accentra, Meneghello in una finta ancora, Meneghello poi incrocia, non trova la precisione, tocco da parte di Gennarelli, allora René Sbicego di nuovo a servire il numero 9 che lascia scorrere da terra, ci prova, palla che però resta viva, Sbicego non sfrutta questo. Per fischiare il direttore di gara, parte Ranieri, c'è Arraz a dare un supporto, si avvicina al numero 10, al 15, il tocco proprio dal numero 10 che va un metro. Antonello, Arraz, Ranieri si fa vedere, Arraz con il tacco, regala palla a Marchese che a porta vuota conclude. E allora gol del 3-1 Vigoreal, la firma ancora di colui che ha aperto le danze all'Olof Palme, Marchese, che ringrazia il Valdagno per questo errore in fase di costruzione. Meneghello in area, c'è solo Zanatta, si fa vedere Dainese, Meneghello fuori, Marchese, Zanatta a cercare di nuovo il numero 10, arriva però Marchese, costretto a tuffare. Pire ci prova il numero 19, tocco con la suola, poi perde il possesso Valdagno, allora Marchese può ripartire, c'è Meneghello, Marchese la deviazione, un altro gol del Vigoreal, ancora la firma di Marchese, questa volta aiutato dalla deviazione di un giocatore del Valdagno. Al limite dell'area, costretto a tornare dietro, palla profonda, la tiene lì con il fisco Secchieri, l'uscita di Menon. 14-34, ancora 4 gol di svantaggio per il Valdagno, palla toccata al centro, arriva un giocatore in maglia bianca, allora El Messia Menon, poi Valentin Pire allontana, attenzione perché è ancora buona. Petkovic a segno nella terza rete del Valdagno, la sfida d'andata al Palalido, si muove in area Soldà, l'intervento del Valentin Pire, va incontro a Arraz che poi si gira, lo guarda in faccia Zecchinello, Arraz ancora dal numero 19 in maglia verde e poi sfrutta il blocco, si deve tuffare così. Ranieri va a vedere Gennarelli, Ranieri sceglie di andare ancora a destra, palla messa al centro, la tocca Pire ma non basta, allora con la Tuzzo verso la porta, Ranieri con la testa attraversa, salvataggio enorme. Zecchinello, Marchese a lungo dall'altra parte, Meneghello ha spazio per puntare Ranieri, Meneghello si accentra con il tacco da Zecchinello, interessante questa. Marchese scappa un compagno in maglia bianca, Marchese con la palla profonda lo cerca, Arraz arriva per primo e anticipa, allora Marco Soldà da lontano, la doppietta di Marco Soldà e soprattutto il risultato totale 19-6 per il Vigoreal, quindi il Valdagno accorcia, esce e rientra Menon, Meneghello intanto ne può approfittare, Meneghello verso la porta, fuori di poco, Arraz va incontro Gennarelli, mentre Marco Soldà riconsegna palla al numero 10 che poi ha lo spazio per andare verso il secondo palo, gran parata di Collatuzzo. 5-0-8 al termine, ancora tempo il Valdagno ma deve sbrigarsi mentre Pire trova Petkovic, occasione, Gennarelli la vuole Arraz, la ottiene invece Pire dentro l'area, Pire palla al centro, il gol porta la firma ancora una volta del numero 11 Marco Soldà e adesso 9-7, 4 minuti e 10 da giocare. Pire, Pablo Ranieri controlla il numero 15, Meneghello interviene su questa palla che non passa, allora Zecchinello ci pensa lui, il giocatore in maglia 5 a fare 5-3 Vigoreal, il gol di Simone Zecchinello che va ad esultare così. Pire di fronte a lui Zanatta, d'esterno a cercare Ranieri, con la Tuzzo in uscita, Meneghello palleggia e poi con un colpo a palombella dalla lunga distanza
trova un grandissimo gol. Il numero 10 Tommaso Meneghello fa 6-3 Vigo Real. Ha una bussola incorporata per trovare la porta da quella distanza. 2 minuti e 05 al termine. Valentin Pire si fa vedere, restituisce palla a Gennarelli, ancora al 19. Palla che resta viva. Ancora un altro gol di Marco Soldà. Deve fare tanto sicuramente il Valdagno per riacciuffare l'incontro e soprattutto la salvezza. Gennarelli pronto ad esultare Olof Palme, mentre Fami con una finta cerca il centro. Pire, allora Ranieri sul secondo palo, il colpo di testa di Arraz. Ranieri, il tocco morbido per Fami, manca un secondo, un istante, finita! Suona la sirena, finalmente può esultare il pubblico dell'Olof Palme. Il Vigo Real è salvo, resta in C1 la formazione di Mister Zago, che nella doppia sfida dei playout dimostra di meritare ampiamente la permanenza nella categoria e si impone per 11-8 ai danni del Valdagno, a cui vanno fatti assolutamente enormi complimenti. La formazione di Mister Pablo Ranieri con grinta e tenacia è arrivata ad un passo dall'impresa dopo un girone d'andata concluso ad un solo punto e ne ottiene 17 in quello di ritorno. Addirittura non si salva ma arriva molto vicina a quello che però resta un sogno.